Amici bellini, una notizia, il martedì pazzesco ovviamente, ieri però una notizia bella e una notizia brutta. La notizia bella non la sapete, ma ho potuto partecipare, sono stato invitato a Radio Amore, intervenire a parlare del Napoli, a parlare un po' di tutte le cose che stanno succedendo, e quindi ve lo propongo adesso, così ve lo potete recuperare. Ci saranno altre collaborazioni con gli amici di Radio Amore, una radio storica tra l'altro, quindi mi fa molto piacere, come dice Koulibaly. Benvenuto Antonio De Stefano prima di tutto. Ma la notizia brutta è quella che è uscita ieri, io per questo indosso questa cosa qua, e quindi la situazione, vedetevi l'intervento radiofonico e poi a fine video riprendiamo questo discorso su Maradona, perché vi devo dire una cosa molto specifica, e lì vorrò i like che potete già mettere in anticipo, perché comunque sapete come funziona. Cominciamo. È un martedì pazzesco. Rumori incredibili, rumori. Andiamo al telefono, amici bellini. Questa sera abbiamo un grandissimo ospite, Valerio Fluido Celentano. Ciao Valerio. Ciao ragazzi, ma come siete preparati invece? Non siete stati banali? Ah sì, ti è piaciuta allora questa scelta, Valerio? Mi è piaciuta perché oltretutto non è la solita di Frank Sinatra. Esatto, io l'ho scelta io questa. Mo l'hai scelto tu all'angolo. Amici bellini, perché lui è davvero un grande personaggio, sta riscuotendo un grandissimo successo a New York. Ti facciamo, sto scherzando, non è vero? Tanti saluti al nostro tecnico Peppe Monito Libischi. Ecco gli applausi. Come martedì. No, io credo che invece tra poco in Italia siamo di differenza. Ti stiamo seguendo molto sul canale Caffè Napoli e quindi ti chiedo come state vivendo voi a New York questa bella scalata del Napoli di Luciano Spalletti. Secondo te è una cavalcata soddisfacente, nel senso che il Napoli ha già dimostrato le sue qualità, però già contro la Roma, con un avversario di un livello sicuramente superiore, il Napoli ha tenuto botta. Ma secondo te ci sono ancora delle piccole perplessità sulla profondità della rosa? Perché ne parlavamo prima con Moggi, con Fabio Galante e con tanti altri, probabilmente possono dare il cambio. A centrocampo abbiamo abbondanza, ma manca il sostituto vero di Anguissà, quindi qualcosina a sinistra abbiamo Gulam che non dà ancora certezze. Quindi qual è la tua analisi di queste prime 9 giornate? È proprio vero quello che dici, e Spalletti ce lo sta confermando tra una parola e l'altra nelle sue conferenze, che per fortuna quest'anno possiamo sentire prima e dopo. Questa è una delle cose fondamentali di quest'annata. Non la voglio sottovalutare, che lasciamo parlare i nostri allenatori, così capiamo qualcosa di più noi, e lui può dare dei segnali sia ai tifosi sia ai propri giocatori, che sono importantissimi. Avete ragione, alla fine noi stiamo facendo di necessità virtù, specialmente in difesa, e qualche lacuna c'è, e la mia speranza, spero che venga accolta, ma di non rimanere completamente immobili a gennaio. È detto non c'è niente da riparare, e quindi andiamo bene così, e invece no, proprio ti ricordi? Arrivarono Reggini e Vasco Reggini. Vasco Reggini, detto così è brutto, sembra un peto. No, arrivò Vasco Reggini e Grassi, sì. E quindi Francesco, tu mi fai queste domande a trabocchetto. Al di là di questo, Valerio carissimo, ti chiedo qual è invece dal punto di vista della lettura anche giornalistica, perché credo che a New York ci siano delle fonti di informazione che sicuramente stanno raccontando bene le gesta del Napoli di Spalletti, però ti ho visto spesso critico nei confronti di certa stampa italiana che spesso e volentieri snobba il Napoli, o comunque ha degli atteggiamenti abbastanza duopesisti nei confronti delle squadre del nord e delle squadre del sud. Ve l'avevo detto che voi eravate preparati, io me ne sono accorto subito. Allora, ci sono due punti di vista importanti. Prima di tutto, io guardando le partite da qui, sono sulla piattaforma della Paramount Plus, che è una divisione della CBS, quindi abbiamo un'informazione che è completamente esterna e non viene influenzata da nessuna dinamica italiana, politica o altro, e quindi anche quando ascolto le telecronache sento cose completamente diverse, sento telecronisti che si sorprendono quando vedono i giochi arbitrali, e quindi è completamente un'altra narrativa, e guardarla tra virgolette, quando guardiamo gli highlights su YouTube delle partite, guardandoli dall'estero, è completo. Ragazzi, il 90% dei commenti della partita Inter-Juventus erano: è tornata la Juventus, classica Serie A,
È la solita storia, ma ti parlo di tutti i commenti in inglese, in arabo, in spagnolo. Questo è come ci vedono dall'esterno. Incredibile. Valerio, ti faccio salutare, però non diciamo chi è, perché c'è una sorpresa per te. Pregherei al nostro ospite, che è già al telefono, di dire: amico Bellino, dedicato a te naturalmente, e vediamo se riconosci la voce. Prego. Amici Bellini. Chi è? È straordinario, è il mio è un mio eroe. Chi è? Un mio eroe, perché lui rappresenta Pasquale Cozzolino, diciamolo. Diciamolo per bene. Lui rappresenta veramente la storia di chi si fa da solo, di chi lascia si tutto fa da solo. spalle. Questa è brutta come cosa, perché ti spiego, se tu mi dici che si fa da solo, è un po' in controtendenza rispetto a quella che è la sua storia, no? Che a livello proprio professionale è uno di quelli che è venuto qui senza nulla e ha creato un mini impero con merito e con talento, le famose eccellenze, no? Della Napoli. Ti sta offendendo, dice mini impero, non mi sembra. No, Valerio, facendo adesso, non solo lui è un grandissimo musicista, quindi dovreste ascoltarlo, ma con grande piacere. Con il canale è diverso, anche se ce ne sono tanti di youtuber, ma lui è diverso, cioè è una persona che veramente mi fa attaccare, sai quando dice, in spagnolo si dice enganciare, quindi mi ingancia a vederlo per ore. Come si dice a Napoli, ti fa allattà, quindi potrebbe essere questa la... No, veramente eclettico sotto tutti gli aspetti. E allora, figlio d'arte, il papà è un grande attore. Un grande attore, Valerio Allora, tuo padre come si chiama? Peppe Celentano, sicuramente, lo conosciamo Peppe Celentano, quindi voglio dire, non lo sapevo, questa è una sorpresa importante, vedi Pasquale, sei riuscito a sorprendere anche me. E allora Valerio, per concludere, abbiamo ancora qualche minuto, però proiettiamoci sulle prossime giornate di campionato. Affronterà, come dicevamo prima, in analisi Bologna, Salernitana e Verona, mentre il Milan avrà il Torino in casa. Il Napoli avrà l'obbligo di provare a mettere fieno in cascina in queste prossime 3 partite, o secondo te è ancora troppo presto per fare calcoli? Mertens, Osimhen titolari col Bologna, entrambi. Quindi tu dici che ci vuole quella sensazione di azzannare queste partite, perché io mi rendo conto la prudenza ti ha portato comunque un punto, prudenza che ha avuto anche la Roma, e va benissimo, perché l'anno scorso abbiamo fatto ottime cose, però o si vinceva tantissimo o si perdeva, e quest'anno anche il punto può amplificare. Esatto. Poi negli scontri diretti ognuno si ruberà punti a vicenda e va benissimo, ma con le piccole la classifica è enorme, abissale, che cresce di anno in anno. Quindi lo so, sulla carta è facile, di conseguenza diventa un trappolone. Sappiamo che il Bologna viene da una partita col Milan dove recriminano, dove sono molto arrabbiati, come era arrabbiata la Roma dopo la partita di Europa League, quindi una per volta, però è per affrontare le partite più toste. Quindi lo so, vogliamo usare un po' di scaramanzia, di dire che sono tutte difficili. Sì, ma saremo napoletani forse? Assolutamente. Torno da Pasquale, perché voglio chiedergli, visto che lui ogni tanto parla con il suo amico Edo De Laurentiis, il Napoli ha avuto 10.000 euro di multa a causa di un'intemperanza del vicepresidente, no? Avrai letto. Quale sarà stata secondo te la reazione del padre di Edo, che è notoriamente non attaccato ai soldi? No, ma veramente devo dire la devo dire tutta. In realtà mi è arrivato un messaggio da Edo che voleva che gli prestassi i soldi perché no. Pasquale, dammi qualcosina. Ma lui sente spesso invece Giuntoli che vabbè, Pasquale è una vecchia storia quella di Giuntoli. Digli compra qualcuno a gennaio, perché qua ne abbiamo bisogno. No, penso che si stanno muovendo su qualcosa. Lo vedi? Si sta muovendo su qualche pietanza culinaria a quest'ora. Senza spendere, senza pagare soldi. Un altro anguissà, dai, magari utile un altro anguissà. E allora ringraziamo Valerio Fluido Celentano, gli chiediamo di fare un saluto a modo suo a Radio Amore Campania e poi sicuramente ci risentiremo nelle prossime settimane. Allora lascio a te la parola per un saluto, poi la lasciamo a Pasquale e poi ci salutiamo noi. Prego. Grazie mille ragazzi dell'invito e della vostra preparazione, perché si è notata subito. Grazie, gentilissimo. Che peccato però la Maradona Cup, io la devo chiudere così. Sono molto amareggiato.
sono molto amareggiato e spero che si possa in extremis rientrare e farlo diventare un triangolare, perché non esiste proprio leggere Barcellona e Boca e non leggere il Napoli, è gravissimo. Io metterei anche il Siviglia a questo punto, il Newell's Old Boys, io metterei tutte le squadre in cui ha giocato Maradona. Con i vari giudici arbitrali, il giudice sportivo, tutte le cose, però facciamolo bene, facciamolo bene, troviamo il modo, non so qual è il modo, di farci rispettare e di non lasciare che gli altri onorino Diego Armando Maradona, perché noi l'abbiamo amato più di ogni altro, assolutamente sì. Grazie a Valerio Fluido Celentano, ciao Valerio, alla prossima. Ciao amici, cita, sfiora Maradona, ma non c'era nemmeno la volontà di insistere troppo sull'argomento. Si fanno metafore calcistiche, è ovvio inserire il dio del CNI. Trovate insomma il link in descrizione, la potete cercare su YouTube, su Spotify, dappertutto, come la maglietta, me lo dà prima degli altri, prima che diventasse virale. E io faccio questo ambrabam stavolta perché ho fatto un attimo a volo una ricerca. Io ho voluto non indossare maglietta del Barcellona, che tra l'altro ce l'ho di là, ma cioè mi intristisce troppo l'idea che la Maradona Cup, ora io non so a chi dobbiamo rivolgerci, se è possibile con una petizione generale, se cominciamo già a riempire di like questo video e a farlo girare. Mi rendo conto che è lungo, che è complicato, che nessuno è arrivato fino a qua, ma chi ci è arrivato, o magari avete skippato per vedere, lo sentiamo nostro, vado a cercare insomma un pochino di informazioni, il rapporto con il Barcellona, quelli non si sono voluti bene, e perché andiamo a vedere bene, prima di tutto la cocaina, la situazione della droga cominciò proprio a Barcellona, e quindi debanchiamo, ricordiamoci, sai, perché molte volte l'ho sentito questa cosa, i napoletani, sì, però aveva cominciato lì. Dopodiché un rapporto complicato, l'epatite, l'infortunio grave, insomma ce l'avevano con lui. Poi c'era anche questa cosa della distruzione dei trofei, perché a un certo punto Diego voleva un'autorizzazione, no? Per andare a fare la partita da dio di Paul Breitner, e la società non voleva che andassero. Allora lui si è portato insomma l'amico tedesco, Brad Schuster, e insomma volevano ottenere la partecipazione a questa, dovevano avere i passaporti, perché all'epoca le società si mantenevano tutte le cose, e insomma il presidente non si faceva trovare. Allora Diego ha detto: sai che c'è di nuovo, finché non viene mi dai i passaporti, io comincio a rompere tutti i trofei del Barcellona. Ma Diego era questo, Diego era il personaggio, era questo qua. E poi il cambio di allenatore, che al Barcellona, no, si passò a Menotti, perché l'altro allenatore non lo vedeva tanto di buon occhio, e Menotti era uno che invece l'aveva studiato Barcellona a comprarlo, no? Diceva nel rapporto: prodigiose qualità tecniche, dribbling facile, sempre in profondità, visione lineare di fronte all'obiettivo, sa come sbarazzarsi della palla a beneficio del compagno di squadra meglio passare, riflessi straordinari, protegge molto bene la palla per giocarla immediatamente. Maradona perché non si allena bene, non si vuole allenare, la squadra non è contenta, e così poi se ne sono sbarazzati. E io devo vedere il Barcellona che organizza e con orgoglio posta sui social tutte le cose loro, cioè, vedi la Maradona Cup, Diego con la maglietta del Barcellona, il Boca che fa lo stesso, giustamente. E il Napoli dov'è? Il Napoli dove? Perché non ci sono la statua di Maradona, il museo di Maradona? Perché siamo gli unici? Sì, abbiamo intitolato lo stadio, abbiamo capito, ma nello specifico Maradona è stato il nostro giocatore o no? Io ricordo l'idea dell'amichevole Napoli, dove, ragazzi, è troppo grave questa cosa qua, e sono rammaricatissimo perché Diego va onorato e siamo gli unici. Stanno spuntando statue in tutto il mondo, questa cosa si fa in Arabia Saudita, non è possibile. Queste cose andrebbero fatte a Napoli e bisognerebbe fare qualcosa. Non so a chi rivolgermi, alla società, a De Laurentiis, a Edo, a Spalletti, a Gattuso, ad Ancelotti, qualcuno che abbia più sensibilità di queste cose. Noi lo diciamo, aspettiamo riscontri sicuramente in questa giornata, visto che la notizia è uscita ieri sul tardino, in questa giornata se ne parlerà, e se ne parlerà più a lungo, magari usciranno altre notizie, usciranno altri video, non lo so, ma il martedì è pazzesco e io mi sentivo di fare questa precisazione perché sono addolorato. Da New York, Valerio Fluido è tutto, iscrivetevi a tutte le cose, il canale Telegram, il like, tutte le cose belline, Instagram, perché può essere pure che domani ci scappa una live infrasettimanale, e quindi se siete iscritti al canale Telegram avrete anche magari la possibilità di partecipare dal vivo. Che cosa ne dite? Fatemelo sapere.
Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo. Basta, sei cringe. Quante cose.